Allora, riprendiamo Tosoni, come promesso, davo lei la parola. Niente, io sono un grande sostenitore di questi Queste metodiche. incubatori di innovazione, tant'è che anche quel centro che ho voluto a Valeggio, dove vengono erogati servizi alle famiglie, alle giovani coppie, perché anche lì è un mondo che è cambiato. I paesi come Valeggio, che si sono sviluppati tanto, persone che marito da Bergamo, moglie da Vicenza, si sposano e vengono a abitare a Valeggio, non hanno i genitori che gli tengono i bambini, che in un momento di difficoltà supportano, per cui sono esigenze che sono cambiate e che devono vedere, ma non tanto noi politici che vivendo le realtà, il grosso ostacolo, mi sembrava che prima venisse citato, è la burocrazia, ma non vuole essere una frase messa lì, però i funzionari che sono abituati da 30 anni a fare in un determinato modo e gli si chiede di fare un'assicurazione ad un'associazione perché piuttosto che abbiamo fatto costruire a dei ragazzi, i bambini ci hanno chiesto le piste per lo skateboard. Bene. Abbiamo fatto un progetto, preso un ragazzo che li segue, messo in questa struttura, si sono costruiti le rampe. Ma perché? Non perché non volessimo mettere i soldi, ma perché li avevamo voluti coinvolgere in un processo positivo dove se la sono fatta, e io uso sempre l'esempio della casa sull'albero. Se un bambino mette 4 assi e si fa una casa sgangherata sull'albero, ci passa delle giornate. Se il bravo papà gli costruisce un appartamento sull'albero non ci va mai, perché non la sente sua, non la fa. Quindi no, dicevi il dirigente? Il dirigente è una cosa che non ha mai fatto, e quindi? Ti ostacola, ma non è che ti ostacola perché sia cattivo, ti ostacola perché lui andrebbe sulla strada. Ma va obbligato a fare? Va obbligato, e questo richiede la filiera delle decisioni c'è. Perché poi quando il funzionario, sì, ma quando, se no non capiamo se io potessi decidere di mezzo lo stipendio ai funzionari. No, ma lo fai lavorare secondo i tuoi desideri, e se non lo sa fare non è più dirigente. Possiamo dire quello che vogliamo, ma se il governo mi autorizza e io posso andare a fare il taglio per cui un funzionario invece di prendere 70.000 euro all'anno vive con 30, e per me potrebbero, visto che io ne prendo meno, potrebbe vivere anche il funzionario con meno di 70, io lo farei subito, ma non compete a me. Voi vi sentite bloccati nei sono i contratti, ma non me la prendo, è così, non sono io che decide lo stipendio, io ci sono campi. Ma puoi decidere cosa fargli fare però intanto. Perfetto, e io voglio dico, quello. Ho preso un contenitore, non volevano fare questa casa di servizi, perché non serve, io sentivo l'esigenza, l'ho voluta, messi dentro i servizi, adesso lì ci abbiamo messo i ragazzi, e se dopo un bambino cade e si fa male, e risponde, non risponde, allora anche lì, noi, non i funzionari, noi siamo dovuti andare, noi politici, a vedere come hanno fatto, e visto che è fino alto 1 metro, è come se cadesse dall'altalena, però perché non deve essere il mio funzionario che lo fa quello? Devo essere io, che dovrei essere quello che dà l'indirizzo. No, devo partire, andare a dare a lui gli incartamenti, quindi... Questa non vuole essere però una battaglia, ci tengo, contro i dipendenti, ma è per far capire come la parte politica e la parte, diciamo, dei dipendenti devono convivere, imparare. L'innovazione non è solo dipendente da noi. Io credo che i dipendenti della pubblica amministrazione sono stati troppo attaccati. Questi in generale, sia i dipendenti della pubblica amministrazione, anche i dipendenti della sanità, della scuola, sono stati troppo attaccati. Sembra che siano stati loro che hanno portato al dissesto lo Stato italiano. Non è così. Adesso bisogna dar pane, vino al vino. Adesso in questo momento storico loro fanno il loro lavoro. Ci sarà il buono e il cattivo come stiamo parlando di altre figure, non queste. No, parlavo dei dipendenti. E poi i dirigenti sono una cosa a sé stante. Secondo me il dirigente, e quindi facevo questo discorso per differenziarli dal dipendente della pubblica amministrazione, il dirigente a mio avviso devono fare una modifica. Tanto nell'ambito dei comuni i dirigenti devono scadere quando scade il sindaco. Dobbiamo entrare in quest'ordine delle idee che il dirigente scade quando scade il sindaco, è bravo, l'altro sindaco lo rinnova, non è bravo, si cerca un altro lavoro, è un dirigente, è una cosa che forse iniziamo a dare una svolta. Io credo ci siano 3 punti sui quali abbiamo trovato una condivisione pur partendo da punti di vista diversi, e non è poco.
La prima considerazione è questa del welfare generativo che deve superare il vecchio modello assistenzialistico. E questa infatti è una cosa importante. Ed è una questione importantissima perché il welfare generativo continua a generare welfare. Ed è un modo per coinvolgere tutti i cittadini nella realizzazione di un welfare. Se no lo Stato, chiunque lo governi, non ce la fa più. Non ce la fanno i comuni, non ce la fanno le regioni. E dobbiamo essere consapevoli di questo e trasmettere questa consapevolezza ai cittadini. Cioè, rendiamoci conto che metà delle bambine che nascono oggi arriveranno a un'età superiore ai 100 anni. Sì. Allora, può governare chi vuole. Questo è un problema del quale dobbiamo farci carico tutti. E la piramide anagrafica di questo paese, una volta era una piramide, oggi non è più una piramide, è stretta sotto e larga sopra. Perché la parte più anziana diventerà sempre più alta. Quindi la prima questione. Seconda questione, io sono molto d'accordo su una riflessione che è stata fatta dal rappresentante della Lega. E il fatto che a livello nazionale non ci sia più solo un modello nel quale ci sono politici in senso stretto, ma che siano i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, è un modello che ci avvicina in qualche modo anche a quello di altri paesi, penso ai Länder tedeschi, penso ad altri modelli organizzativi. Quindi questa trasformazione del Senato, che veda la presenza dei rappresentanti delle regioni e rappresentanti dei comuni, lasciamo perdere, non entro nel merito di quella riforma, però il fatto che si costruisca una Camera, che sia una Camera di compensazione rispetto ai territori, forse aiuta uno Stato che sia più vicino che non è una camera, ai territori. È un camerino, è vero, però è sicuramente importante e va nella direzione giusta. Anche la Regione deve andare in questa direzione, guardate, io lo dico da mo'. L'abbiamo anche scritto nello statuto, poi non riusciamo a realizzarlo. La Regione deve essere il luogo delle leggi regionali e del coordinamento. Non può essere il luogo della distribuzione di risorse a pioggia verso i comuni, soprattutto amici. Perché questo non funziona più. Quelle risorse là devono andare direttamente ai comuni. Io, Regione, ti do le indicazioni, il quadro generale, ma poi come vengono spese queste risorse lo deciderà il sindaco di Monselice, lo deciderà il sindaco del piccolo comune e si assume lui la responsabilità di dire spendo di più in trasporto piuttosto che spendo, trasporto ormai no, ma il sociale, piuttosto che quanto spendo in altre direzioni. Ultima riflessione, è fondamentale introdurre un concetto che ancora in questo paese non c'è e la crisi deve portarci in quella direzione. Noi abbiamo la via, è la valutazione dell'impatto ambientale, giustissimo che ci sia, perché dobbiamo valutare cosa succede nel nostro territorio quando decidiamo una determinata opera. Introduciamo per favore anche il VIL, la valutazione di impatto lavorativo rispetto alle scelte che facciamo, perché si possono fare scelte identiche dal punto di vista economico, ma con impatto lavorativo diverso. In una fase in cui siamo passati nel giro di 5 anni in Regione, c'era l'8% di disoccupazione giovanile, oggi siamo al 25,3%, è meno rispetto alle altre parti d'Italia, ma è cresciuta di più rispetto alle altre parti d'Italia in questi 5 anni. Allora l'impatto sul Veneto è tremendo. Allora valutiamo anche l'impatto lavorativo. Questa non c'è, sarebbe bella creare la VIL. Io sono per anni che lavorativo, sarebbe bello. Grazie. Allora in un comune di circa 30.000 abitanti, purtroppo non è del Veneto, in cui stanno spingendo molto e sperimentando soluzioni di tipo generativo, non in modo poetico, in modo proprio a ricaduta economica sulla comunità, gli operatori del comune hanno delle tabelle con 3 colonne in più nel contabilizzare quello che fanno. C'è la colonna 1 in più che è l'indice di rendimento delle risorse che tu hai gestito. La colonna 2 l'indice di generatività. Quello che fanno gli altri non sono soldi tuoi, li hanno aggiunti, è concorso al risultato. L'indice di responsabilizzazione. Applicati a chi? Alle persone che ricevono aiuti, alle organizzazioni che ricevono aiuti, perché ogni comune ha gruppi, associazioni sportive, culturali, eccetera, che agisce da assistiti. Sì, sì, e manteniamo quelli. E quindi quello che tu ricevi, il dividendo sociale, dov'è? Non è che devi fare arte solo per te, cultura per te, sport per te, no, la ricaduta quanto vale? Allora questi operatori ci stanno prendendo gusto, questi dipendenti di quel comune, perché vedono quanto il loro lavoro è moltiplicativo ed è molto bello.
Ma io credo che sia fondamentale, non c'è dubbio, però adesso parlo anche da sindaco, dove vede che quanto arriva dalla regione. Per il sociale, ad esempio dell'asilo nido, che secondo me è un servizio fondamentale per il supporto alla famiglia, non alla donna, alla famiglia, certo, in determinati casi, per determinate necessità. Ad esempio, se per gli stessi numeri di bambini 4 anni fa dava 100.000 euro, adesso ne dà 23. Il mio asilo nido ha comunque, stamattina ho notiziato, una notizia molto... Posti? Fino a 60 posti. Comunali? Sì, comunali. Comunale, certo. Fatto nel 2006, per cui è nuovo. 100 di punteggio. È tra i primi in Veneto di qualità, sia per la struttura che per il servizio, perché il servizio, la qualità va anche dalla struttura, io non sono fondamentale, certo, parlavo prima della scuola che abbiamo battuto, perché la struttura deve essere sicura ma anche carina e anche bella, dove si svolge un servizio. 23.000 euro rispetto ai 100.000. Sì. Questa è la realtà che noi sindaci ci abbattiamo, dopo magari parliamo per carità del governo, eccetera, ma il sociale ce l'ha la regione, è vero? Ma anche ai tempi di Erode i bambini non erano la cosa più importante. Allora, ritorniamo ai tempi di Erode. No, per carità. L'abbiamo già dato una volta nella storia. Siamo arrivati al termine, un po'. Guai a noi. Con questo, allora, sì, prego. L'ultima battuta. Uno dei segni della crisi è anche il fatto che per la prima volta a Valeggio quest'anno abbiamo posti liberi. Non hai lista d'attesa, parlo a 60 posti liberi. Calano gli anziani nelle case di riposo e questo è anche positivo perché la gente se le tiene a casa, ma li tiene a casa per godersi la pensione, non perché gli vuole bene. Per vedere come stanno a casa, attenzione, parliamo con lo specie. E i bambini, chi è a casa dal lavoro li tiene a casa, non li porta all'asilo nido, quindi è un brutto segnale. Tutti brutti segnali questi. Infatti non è che sono esaltanti questa cosa qua. No, quello che vorrei, un po' chiudendo, anche con l'intervento di Vecchiato, che non era casuale, era un po' cercare di sopperire al fatto che fa venire un mal di pancia pazzesco ai cittadini, di dire io dovrò gravare con te con ulteriori tasse, perché è facile, cioè tu mi togli e io vado a pagare sui cittadini. I cittadini non sono tutti uguali, non ci sono i tagli lineari, neanche i cittadini sono tutti uguali, però alla fine si pensa di sì. Se io vado a gravare sulla casa andrò sulla povera pensionata che ha l'integrazione, andrò sulla famiglia che magari speculava su quel misero affitto, perché poi alla fine tagliate le tasse veramente misero, su quel quid che li aiutava. Quindi cerchiamo di fare finanza creativa anche per i comuni, come suggeriva, creatività nel sociale, cioè pensare a altre strategie, altre vie. Generativa, meglio. Generativa, esatto, a questo punto. Sì, creativa ai derivati, penso ai derivati. Perché sennò si rischia che si vada in un conflitto sociale, certo, e siamo già al limite, studi lo dicono, fatti lo provano, perché vediamo già le reazioni alla presenza di figure istituzionali in certi ambiti, e evitiamo questo cercando di non andare a pesare naturalmente sempre sui soliti noti, perché poi sugli altri non si pesa. Però se sui pulmini, per dire, mettiamo 350.000 euro e copriamo il 22% del trasporto, del costo, se lo togliamo il pulmino va a costare 1.000 euro, una famiglia non la usa, abbiamo 1.500 macchine. Per quello dico, se vai a gravare sempre di più e se gli dai ancora più tasse la gente ancora meno, non ce la farà. Ecco lì che subentra il sindaco e il comune. Esatto, a trovare un sistema. Sì. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio i telespettatori di averci seguito, ci vediamo domani alle ore 13. Grazie ancora, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Il tuo prodotto è From Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it. Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti From Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un click. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.
www.bravoitalia.com. Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Ma intanto bisogna appunto collegarsi sul sito, sull'home page, c'è la possibilità di potersi inserire e verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti e noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie, però diciamo che ormai l'utente che utilizza e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'Euro Internet Servizi, lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Quindi, però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. E ovviamente qualcuno dirà, beh, allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso in cui nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'Euro Internet, il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con PayPal. Una parte del guadagno la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte che è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo tra virgolette anche la presunzione di dire ok, noi siamo in grado non solo di trovarti per personale anche all'estero, perché poi la nostra attività dell'Agenzia per il Lavoro è il lavoratore, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano del personale, noi quello diciamo è il nostro core business principale. A questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodottino, un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quell'artigiano, quel piccolo imprenditore è quello il target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia.